presso la croce di Gesù, sua madre, la sorella di sua madre, Maria di Cleofa e Maria di Magdala. Cari fratelli e sorelle, Maria è sul Calvario insieme ad altre donne, ma lei è la madre. Ha assistito alle torture e alle umiliazioni inflitte al figlio e alla sua crocifissione. E come aveva fatto Gesù, anche a lei viene chiesto di perdonare. Se Maria poté essere tentata, come lo fu anche Gesù nel deserto, questo avvenne soprattutto sotto la croce. Una tentazione profondissima, perché egli credeva che Gesù era il figlio di Dio. Eppure, sotto la croce, vede che Gesù non reagisce per liberarsi. E allora anche lei tace. Umanamente parlando, ci sarebbero stati tutti i motivi per Maria di gridare a Dio: mi ha ingannato. Cosa ha promesso l'angelo al momento dell'annunciazione a riguardo di Gesù? Sarà grande e chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide suo padre e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe e il suo regno non avrà fine. Dicevo, umanamente parlando, ci sarebbero stati tutti i motivi per Maria di gridare a Dio: mi ha ingannato. O come gridò un giorno il profeta Geremia: mi hai sedotta e io mi sono lasciata sedurre, e scappare giù per il Calvario. Invece Maria non scappò, Maria rimase in piedi, in silenzio. E così facendo è divenuta in modo tutto speciale martire della fede, testimone suprema della fiducia in Dio dietro il figlio vivente. Maria sul Calvario era unita alla croce di Cristo, era dentro la stessa sofferenza. Se Maria è figura e specchio della Chiesa, sua primizia e modello, che cosa ha voluto dire alla Chiesa lo Spirito Santo, facendo in modo che nelle Sacre Scritture fosse descritta questa sua presenza accanto alla croce di Cristo? Lo Spirito Santo ci dice ciò che deve fare ogni credente per imitare: stare accanto a Maria presso la croce di Gesù, come ci stette il discepolo che Gesù amava, Giovanni. Bisogna però distinguere tra lo stare accanto alla croce e lo stare accanto alla croce di Gesù. E quest'ultima è la cosa più importante. Non basta stare presso la croce, cioè nella sofferenza, starci anche in silenzio. Questo sembra già da solo una cosa eroica, eppure non è la cosa più importante. Può essere anzi niente. La cosa decisiva è stare presso la croce di Gesù. Ciò che conta non è la propria croce, ma quella di Cristo. Non è il soffrire, ma il credere, e così appropriare
croce di andare dietro a Gesù, è partecipare alle sue sofferenze, non accettate passivamente ma vissute attivamente in unione con Cristo. Così fede e opere trovano una sintesi. La fede nella croce di Cristo ha bisogno di passare attraverso la sofferenza per essere autentica. Soffrire unisce alla croce di Cristo in modo concreto, è una specie di canale, di via di accesso alla croce di Cristo, non parallela alla fede, ma facente un tutt'uno con la fede. Per l'Evangelista Giovanni, che riferisce l'episodio del Calvario che abbiamo ascoltato, la croce di Cristo non è solo il momento della morte di Cristo, ma anche quello della sua glorificazione, del suo trionfo. Nella croce è già operante la risurrezione. Sul Calvario dunque Maria ha condiviso con il Figlio non solo la morte, ma anche le primizie della risurrezione. Un'immagine di Maria ai piedi della croce, in cui Maria appare solo triste, afflitta, piangente, come canta, lo ricorderete, lo Stabat Mater, cioè solo l'addolorata, non sarebbe completa. Sul Calvario Maria non è soltanto la madre dei dolori, ma è anche la madre della speranza. Mater Spera, come la invoca la Chiesa in un suo antico inno. Come Abramo, anche Maria sotto la croce credette, sperando contro ogni speranza. Maria ha creduto che Dio era capace di far risuscitare il suo figlio, anche dai morti. E come lei, anche la Chiesa vive la risurrezione nella speranza. Come Maria fu presso il figlio crocifisso, così la Chiesa è chiamata a stare presso i crocifissi di oggi, i poveri, i sofferenti, i umiliati, gli offesi, starci con speranza. Non basta combattere le loro pene o anche cercare di allegarle, è troppo poco. Questo possono farlo tutti, anche chi non conosce la risurrezione. La Chiesa deve dare speranza, proclamando che la sofferenza non è assurda, ma ha un senso, perché ci sarà una risurrezione da morte. La Chiesa deve dare ragione della speranza che ha in lei. La speranza è essenziale, come l'ossigeno per la vita di ogni persona e anche per la Chiesa. Tuttavia, la speranza per molto tempo è stata ed è tuttora tra le virtù teologali la sorella minore, la parente povera. Certamente ricordate quell'immagine del poeta Charles, in cui fede, speranza e carità sono come tre sorelle, due grandi e una ancora piccola. Camminano tenendosi per mano, la bambina che è la speranza è al centro. Tutti pensano che siano le due grandi a trascinare la bambina, si sbaglia, lui c'è poeta. È la bambina speranza che trascina le due sorelle, la fede e la carità. Perché se si ferma la speranza, si ferma tutto. Dobbiamo, come suggerisce lo stesso poeta, diventare complici della bambina speranza. Hai sperato ardentemente una cosa, un intervento di Dio e non è successo niente? Sei tornato a sperare di nuovo la volta successiva e ancora niente? Tutto è andato avanti come prima, nonostante tante suppliche, tante lacrime e
e forse anche tanti segni che questa volta saresti stato esaudito, tu continua a sperare. Spera ancora un'altra volta, spera sempre, fino alla fine. Diventa complice della speranza. Diventare complici della speranza significa permettere a Dio di deluderti qua giù tutte le volte che vuole, consentendoti così di fare un atto di speranza in più e ogni volta più difficile. La speranza però non è soltanto un atteggiamento interiore, è anche scoprire che c'è ancora qualcosa che si può fare. Quando anche non ci fosse nulla più da fare da parte nostra per cambiare una certa situazione difficile, resterebbe pur sempre un grande compito da assolvere, tale da tenerci abbastanza impegnati e tenere lontana la disperazione, quello di sopportare con pazienza fino alla fine. Questo fu il grande compito che Maria portò a compimento, sperando sotto la croce. E in questo Maria è pronta ad aiutare tutti noi. La Bibbia presenta diversi esempi di speranza che cambiano le situazioni più tragiche. Un esempio è l'esperienza del profeta Geremia, che conosce la più profonda desolazione, ma nel momento che il profeta decide di tornare a sperare, il tono cambia. La lamentazione si trasforma in fiduciosa attesa dell'intervento di Dio. Guardiamo allora ancora Maria, madre della speranza, e a lei rivolgiamoci con l'antico inno. Salve, o Madre di misericordia, Madre di Dio e Madre di perdono, Madre di speranza e Madre di grazia, Madre ricolma di santa bellezza, o Maria.